C'entro anch'io, c'entro anch'io. Un'altra puntata di Centro Anch'io speciale C'era una volta, grazie per seguirci. Ciao, così grazie a numerosi. Bene, bene. Allora iniziamo raccontandovi questo oggetto. Guardatelo con attenzione, magari poi quando siete stati bimbi o i vostri genitori lo avevano utilizzato. Insomma, è quasi un'arma questa, Fede, non è sì. proprio un giocattolino da tenere Una volta si usava, così facilmente. Questo è Sciupiti, è una specie Famosissimo, di schioppo ad aria compressa. Ovviamente non c'era polvere da sparo, non c'era detonazione. Ovvio. Si costruiva con i rametti del sambuco, se ne usava uno più largo e uno più stretto da infilare. Sì. E poi cosa si usciva? I gnarelli prendevano un tucchi di stopo, lo masticavano per formare una pallina in modo da ostruire il passaggio da una parte, poi ne facevano un'altra che veniva inserita, esatto, e poi con l'aria compressa che si faceva E si sentiva anche un piccolo scoppio. un sciupiti. Sciupiti, e da qui questo passatempo, giochi, chissà, magari lo costruiva il Faceva papà rumore, o il nonno, lo zio, insomma loro non erano in grado probabilmente di costruirsi, oppure i priorità sì. Va bene, vediamo adesso di interrogare qualcuno in centro. Ah, bella questa. Vediamo che ne sanno. Sempre qui in centro, che bello, siamo in compagnia di Fausto, vero? Ma tu sei ciclista, Fausto, ti muovi spesso in bicicletta? Ogni tanto mi muovo in bicicletta perché devo dimagrire un po'. Bravo, ti tieni in forma, tu sei della città, sei bresciano? Bresciano al 100%, sì. Ascoltami, caro Fausto, tu guardando questa immagine, questi sono attrezzi, arnesi che si usavano nelle nostre campagne, cosa è? Questo qua mi sembra un macete. Sì, vabbè, questo è una roncola in realtà. Una roncola. Sì, ma in dialetto, secondo te, qual è il nome corretto? Podet o treso? Tresa. No, questo è il podet, in dialetto è il podet. La treso è il ramo secco della vite. È vero. Non c'entra niente. Il podet, si tagliava il legno con questo. Esatto, con il podet, vedi, si tagliava magari la legna quella minuta, quella a scopo esatto, quella delle fascine per uso familiare. Sì. Te lo ricordi il podet? No, me lo ricordo. Non vai in giro col podet, vero? No, però i miei genitori ce l'avevano, sì. Certo, per gli usi consentiti dalla legge. No, certo, per tagliare la legna e poi metterla nel fuoco. Grande, grazie Fausto, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima, grazie. Ma manca Ressa Pinocchio da trovare in giro col podet, carità. Speriamo utilizzi solo la bicicletta. Esatto. Guardate invece quest'altro, vediamo se lo ricordate e lo riconoscete. Tu, Fede, l'hai mai visto? Certo. Ma che hai visto? La bristolero, cioè lo scaldapolenta. Sì, le fette di polento. Eccolo. A busto lì, tac. È tipo un tostapane ante litteram di una volta, insomma. Sì, arnese di ferro con un manico di legno, lo vedete? E si metteva davanti al fuoco, non sul fuoco, davanti al fuoco, permetteva di abbrustolire le fette di polenta che però venivano disposte in senso verticale, Certo. vero? L'uomo, Ma perché prima si mettevano sul lato e poi sull'altro. Ti piacerebbe mangiare la polenta con la bristolera? Sì. La mangiamo me, sì. Vai, prova, vai. Mettila, accendi il fuoco, adesso ci provo. Vediamo un po' questa, manco sa accendere il fiammifero, dai. Ma lascia che perdere. si può? Va bene. Allora amici, la chiudiamo qui questa puntata. Venite a seguirci se potete anche su Instagram, perché abbiamo la pagina FBL dove ci sono tante cose interessanti. Grazie, alla prossima, ciao! C'entro anch'io.